Torna l'appuntamento con 30 minuti SPI insieme al sindacato dei pensionati della regione Friuli Venezia Giulia, della CGIL, ed oggi affronteremo due temi che sono diversi ma che ovviamente come sempre poi vanno ad intrecciarsi in alcuni dei discorsi che faremo e che faremo insieme a due componenti della segreteria regionale dello SPI CGIL e FVG che sono Daniela Bais. Ben ritrovata. Un saluto alle telespettatrici e telespettatori. E ben ritrovato anche a Natalino Giacomini, che era già stato qui con noi, anche lui in un'altra delle precedenti puntate. Allora, partiamo proprio con lei, Giacomini, per introdurre il tema dei diritti inespressi. Ci spieghi cosa significa inespressi? Allora, la prima premessa vale la pena sottolineare che è bene attraverso questa trasmissione, ma attraverso l'attività che facciamo di informazione, insomma, con tutti i mezzi e gli strumenti, far capire ai pensionati che esistono dei diritti cosiddetti inespressi, che significa che non sono conosciuti a monte, a priori, da parte del pensionato, e per questo vengono chiamati inespressi o non direttamente acquisibili o comprensibili da parte del pensionato, che nella loro estensione garantiscono l'acquisizione di diritti, ovvero di implementamento, di aumento di quello che è il loro salario pensionistico. Inespressi proprio perché non sono immediatamente acquisibili. Noi abbiamo dato questa definizione. Cioè è necessario attivarli. Ecco, non sono né negati né altro, ma sono semplicemente lì a disposizione, ma se uno non lo chiede non vengono erogati. Non vengono erogati e devono essere attivati attraverso una domanda che il sindacato, lo SPI CGIL, in collaborazione con il patronato dell'Inca CGIL, può attivare solo attraverso una richiesta formale, ufficiale di domanda o di ricostituzione della pensione. Quali sono questi diritti? Ecco, di quali prestazioni parliamo? Parliamo appunto, io ne cito alcuni più importanti, l'integrazione al trattamento minimo della pensione o maggiorazione sociale, sul quale poi io farò, su questo specifico aspetto, insomma, farò alcuni esempi in modo che sia acquisibile e comprensibile cosa questo significhi, indicando le condizioni per ottenere gli importi appunto dell'integrazione. L'importo aggiuntivo alla 13ª, che viene riconosciuto anche questo entro certi limiti di reddito e quindi non è un dato acquisibile in termini generali, tutti hanno diritto, chi ha certi requisiti di reddito. La 14ª la definiamo così, ma si chiama formalmente somma aggiuntiva alla prestazione previdenziale, l'assegno familiare o monoparentale, che viene riconosciuto questo ai titolari di pensione di reversibilità o con un'invalidità al 100%. Poi c'è infine, come indicazione, insomma, l'assegno sociale, ex pensione sociale. Questa è una prestazione, diversamente dalle altre, che non è previdenziale, cioè agganciata alla tua condizione del previdenziale dei contributi, ma è una prestazione assistenziale, riconosciuto... Perché si può anche non essere pensionati per accedere a questo tipo di... È riconosciuta alle persone in uno stato di bisogno, ovvero di un livello di povertà importante, e appunto non è necessario che questo abbia una pensione. E gli viene riconosciuto questa prestazione, insomma questo diritto assistenziale solo in alcune condizioni, come dicevo prima, per semplificare, di povertà importante. Povertà importante, grave povertà. Allora, abbiamo anche delle indicazioni su dove trovare gli sportelli, giusto? Quali sono le possibilità per contattare la CGIL, lo SPI CGIL? Assolutamente sì, nel senso che
lo sforzo che abbiamo prodotto tutti assieme all'interno dello SPI CGIL, a partire dalla segreteria, ma con la collaborazione ovviamente di tutti i territori, oggi la nostra regione è dotata sui diritti inespressi, ovvero sportello previdenziale, di 47 punti, 47 sedi a livello regionale in cui il pensionato, il cittadino, insomma la pensionata, può rivolgersi per poter controllare la propria pensione e verificare se ha diritto a questo. Ok. Orari e recapiti sono acquisibili, sono verificabili sul sito dello SPI CGIL, che appunto è www.spicgl.fvg.it, diritti inespressi / diritti inespressi. Eccolo qui, facciamolo vedere di nuovo così chi vuole può prendere nota. Ecco l'indirizzo dove fare riferimento con una email, evidentemente in questo caso, oppure attraverso il sito contattare con gli altri recapiti che vengono indicati e fare riferimento anche agli orari. Orari, numero di telefono per essere contattati per fissare appuntamento, la disponibilità è come dire ampia, come dicevo prima. Allora andiamo avanti, perché abbiamo anche poi abbiamo fatto un accenno al tema del reddito, perché inespressi o non inespressi, previdenziali o non previdenziali, comunque ci sono dei limiti che fanno sì che si possa accedere oppure no a queste prestazioni, a questi diritti, e sono limiti che riguardano il reddito. Assolutamente l'assegno sì. di pensione. La prima, come dire, flash, la prima fotografia che è importante che venga, come dire, indicata, illustrata, detta, è che in Friuli Venezia Giulia, come abbiamo già avuto modo di dire, ci sono circa 356.000 pensionati, 355.000 pensionati, un terzo di questi, cioè 103.349 pensionati, hanno un reddito che raggiunge i 1.000 euro netti, 1.000 euro. Ed è quella fascia che noi abbiamo così in una modalità macro identificata, entro la quale questi pensionati hanno il bisogno, la necessità, noi li invitiamo ad venire a controllare la propria pensione per recuperare quelli che abbiamo definito prima diritti inespressi. Bisogna ovviamente fare delle verifiche, dei calcoli per recuperare i requisiti, per verificare il loro stato sul reddito pensionistico e sul reddito complessivo, perché poi devono essere aggiunti al reddito all'assegno pensionistico anche i redditi familiari di nucleo. In questa slide vediamo c'è anche una fascia che è selezionata in giallo, se ho capito bene è la fascia che prevede l'attivazione di questi diritti inespressi. Oltre quella fascia lì c'è un po' più di difficoltà ad ottenerli. C'è un po' più di difficoltà. Perché il reddito diventa un reddito più alto. Non si esclude, perché è bene che venga controllato, però è all'interno di questa fascia che noi abbiamo potuto verificare, soprattutto in questi ultimi 3-4 mesi, che ci sono parecchi pensionati che di questi diritti non sapevano di avere. Parliamo di quelli tra i 0 e i 3.000 fino ad arrivare a quelli fra i 12.000 e i 15.000 euro di reddito di pensione lorda annua. Perfetto. Corretto così? Okay. Perfetto. Quindi chi si riconoscesse in queste cifre, in un senso o nell'altro, può già rendersi conto se è il caso di attivarsi oppure assolutamente no? Sì, no, assolutamente sì. E questo il ragionamento, la slide che abbiamo, come dire, pubblicato, è per dire chi è all'interno di questa, come dire, condizione dal punto di vista pensionistico, lo invitiamo ad allertarsi e quindi a rivolgersi ai nostri uffici, 47 uffici a livello, per poter verificare la pensione. Poi non ha diritto, ok, ma lo verifichiamo. Almeno lo ha verificato. Almeno lo verifichiamo. Detto questo, è importante per capire un attimo la dimensione, per capire anche le difficoltà, non è così automatico e immediato recuperare la possibilità di avere questo. Vorrei fare alcuni esempi. Sui diritti inespressi, gli esempi pratici. L'integrazione al trattamento minimo, cos'è? È una somma che si aggiunge alle pensioni previdenziali.
quando queste, nel cosiddetto importo a calcolo, cioè quello che l'INPS definisce nel momento in cui tu vai in pensione, il tuo assegno pensionistico, risultino inferiori all'importo della pensione minima. Quando tu hai questo requisito, tu non raggiungi la pensione minima, che nel 2024 è pari a 598 euro, 61, nel 2025 è stata un po' rivista, arriva a 614, l'integrazione a quel punto come primo requisito spetta, come primo requisito qui, ma spetta le pensioni da lavoro liquidate con il sistema, qui c'è un po' un paradosso, ma va detto perché questa è la normativa, con il sistema retributivo, cioè i pensionati che hanno ricevuto la pensione calcolata col sistema retributivo, quello vecchio, o col sistema misto, hanno diritto all'integrazione minima. La pensione calcolata interamente con il sistema contributivo non ha diritto. E questo è un grande paradosso. E quindi rimane al di sotto anche del minimo nel caso? Sì, non ha diritto. C'è una evidente disparità di trattamento. È una evidente disparità, ma il paradosso è che una pensione che è già accorciata, diciamo così, limitata, ridotta dal meccanismo di calcolo contributivo, viene esclusa da questo tipo di... E quindi cosa succede? Se c'è una pensione minima definita proprio per questo minima al di sotto della quale non bisognerebbe andare, chi si trova al di sotto cosa succede in questo caso? Rimane al di sotto? Rimane al di sotto. E quindi viene un po' come dire, negato, diciamo in questo caso è un diritto negato, quello di avere il minimo. È un diritto negato. È un ragionamento che stiamo tentando di recuperare nel rapporto con il governo, ovviamente, in modo tale da equiparare, non da diversificare una maggiorazione più alta per i contributi, ma quantomeno far rientrare le pensioni con calcolo contributivo per poter avere questa integrazione al trattamento minimo, perché ci pare una cosa... Se si parla di trattamento minimo, è minimo per tutti. È minimo, bravissimo, è minimo per tutti. Così, a titolo di esempio, se un pensionato ha una pensione di 500 euro, posto che la pensione minima è, facciamo riferimento al 2024, facciamo 600 euro per comodità, insomma, per 614 ha detto lei, no? Sì, adesso no, ma l'esempio 614 potrebbe essere 600, insomma. Facciamo 600 come cifra 600, ecco. È chiaro che la differenza tra la propria pensione e la minima ti viene riconosciuta come integrazione appunto al trattamento minimo. Poi qui abbiamo l'esemplificazione sul 2024, ma insomma va solo rapportata poi all'eventuale ridefinizione del minimo del 2025. Il requisito di reddito individuale è pari a 7.781,93 euro. Quando hai questa pensione tu puoi attivare l'integrazione piena, nella differenza che nel momento in cui tu superi questa soglia e per arrivare ai 15.663, che è 2 volte la pensione minima, l'integrazione sarà parziale, ovvero proporzionale rispetto al reddito che tu hai ricevuto. Poi, ovviamente, qui senza entrare nel merito, c'è il ragionamento dell'integrazione parziale o non parziale, comunque con un calcolo proporzionale a quelle che sono, a quella che è la tua condizione di reddito pensionistico o di reddito complessivo. Non sono cifre indifferenti, come abbiamo potuto vedere, ed è importante, sulla base della condizione che il pensionato oggi vive, non dimentichiamoci l'inflazione del 17%, eccetera, eccetera, poter ottenere questa rivisitazione in avanti del proprio reddito o assegno pensionistico. Poi abbiamo la 14ª, impropriamente definita così, ma sì, comunque per far capire che è una somma aggiuntiva.
Ecco, in questo caso la 14ª viene pagata ovviamente a luglio ai titolari di pensioni, pensioni da lavoro con età pari o superiore a 64 anni. Cioè questo è un primo requisito. 63 anni non hai diritto. Da 64 in su ne hai diritto. Pari o superiore ai 64 può esserti attivata il riconoscimento di questa somma aggiuntiva o cosiddetta 14ª. Sempre con il solito discorso dei redditi, a seconda dei redditi. A seconda dei redditi. Se si ha o meno diritto a questo. Ecco, una cosa che va sottolineata è che molti dicono ma a me l'INPS non me l'ha riconosciuta in automatico, per cui non ho diritto. Attenzione, cari pensionati e care pensionate, non è così. L'INPS non è in grado, in termini generali, di avere tutti gli elementi per calcolare. Quindi, e anche in questo caso non viene data automaticamente d'ufficio, bisogna fare una verifica sui redditi coniugali, reddito complessivo, con anche l'ISEE, individuale. sostanzialmente. Sì. E sulla base di questo noi siamo in grado di dirti hai diritto. Oppure, e allora va attivata la ricostituzione. E le soglie sono queste che vediamo qui, giusto? Sì, le soglie appunto sono quelle che vediamo. Una riguarda una volta e mezza la pensione minima, cioè 11.000 lordi 766 annue, e l'altra è di 15.000 perché arriva fino a 2 volte la pensione minima. Ti viene riconosciuta, anche qui ci sono altri 3 requisiti, 3 fasce. Se il pensionato può vantare una contribuzione fino a 15 anni, contributi di lavoro, contributo ufficiale per l'INPS, ha un riconoscimento che è minore alla seconda fascia, ovvero è di 437 euro. La seconda fascia va dai 15 ai 25, 546 euro. La terza fascia, oltre i 25, a 655 quindi, euro. Anche in questo caso si premia, tra virgolette, chi ha contribuito di più. Ecco, sì, perfetto, volevo dire questo. Ovviamente noi abbiamo fatto 2 esempi, come dire così, definiti, che specificano quel tipo di situazione, però a ogni reddito che si eleva e arriva fino ai 15.000, cioè 2 volte la pensione, 15.688, al di sopra appunto di queste soglie o fra le 2 soglie, la somma aggiuntiva, la 14ª, viene ad essere erogata in misura parziale, ovvero proporzionale a quello che è il reddito e a quello che si è contribuito nel caso della somma aggiuntiva che è la 14ª. Assolutamente. Bene, sì. Mi sembra tutto molto chiaro quello che è stato detto, e dopo eventualmente ricorderemo anche quanti sportelli ci sono e faremo vedere di nuovo il sito, l'indirizzo per potersi mettere in contatto e capire se possono essere attivati questi diritti cosiddetti inespressi, che non sono né negati né non riconosciuti in qualche forma, sono semplicemente da attivare se si ha diritto ad averli. Passerei adesso invece con Daniela Bais alla visione di altre slide che riguardano la disabilità, e in questo campo entriamo in quei diritti di cui parlavamo prima, che non fanno parte dei trattamenti essenzialmente pensionistici, perché non è detto che un disabile sia un pensionato, può essere attivo nel mondo del lavoro ma aver diritto evidentemente anche a questo tipo di trattamenti, è così? Parliamo di disabilità, della riforma della disabilità per l'esattezza, ai sensi di un decreto legislativo uscito l'anno scorso, il numero 62, che porta come titolo, se vediamo andiamo sulle slide, regia. La prima immagine, la prima, ecco. Eccola qui. Questo decreto porta come definizione la condizione di disabilità, la valutazione di base, l'accomodamento ragionevole, la valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. Quindi questo è un decreto legislativo che va a rivedere tutta una serie di procedure di riconoscimento della disabilità, restiamo pure sempre sulla prima, ma soprattutto secondo me una cosa
molto importante, ridefinisce anche il linguaggio con cui si definiscono le diverse disabilità e rispetto alle definizioni classiche va a inserire dei termini che sono anche molto più rispettosi delle persone. Non si dice più il disabile, non si dice l'handicappato, si dice persona con disabilità. Quindi si parte dal fatto che uno è una persona e che poi può presentare una condizione di disabilità. Questo decreto legislativo ha alcune caratteristiche particolari e ha anche alcuni obiettivi. Allora, innanzitutto va ad attuare i principi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite perché implementa i principi della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Affronta l'argomento del cambiamento di approccio, quindi passando da un approccio medico-legale a un approccio che si chiama biopsicosociale, cioè che prende in considerazione la persona nella sua interezza e non solamente nei suoi aspetti di tipo strettamente sanitario, ma anche quindi di relazione sociale e con l'ambiente. Vorrebbe produrre una semplificazione delle procedure e il coordinamento dei diversi enti che a vario titolo intervengono poi anche nell'erogazione di quelli che sono i benefici previsti per legge e quindi intenderebbe superare tutta una serie di criticità e di burocrazia anche che riguarda attualmente tutti i procedimenti, ma soprattutto inserisce l'obiettivo di costruire attorno alla persona con disabilità un progetto di vita, cioè non solamente quindi prestazioni sanitarie, non solamente prestazioni di carattere economico, ma anche valutazioni che riguardano aiuti, sussidi che possono essere dati proprio per fare in modo che la persona possa diventare protagonista delle proprie scelte di vita, quindi che ci sia un vero e proprio progetto di vita. Allora, perché oggi parliamo di questa riforma della disabilità? Ne parliamo perché dal 1 gennaio 2025, quindi dal 1 gennaio di quest'anno, la nuova riforma della disabilità ha iniziato la sua fase sperimentale. È iniziata in 9 province in tutta Italia, una di queste province è Trieste che fa parte appunto del nostro territorio regionale. Inizialmente era previsto che questa sperimentazione durasse per un anno, poi anche a fronte delle evidenti difficoltà che si sono rilevate nella prima fase di avvio, questa sperimentazione è stata prorogata al 1 gennaio del 2027, quindi c'è un anno e mezzo di tempo e alla fine di settembre verranno inserite ulteriori 15 province che parteciperanno a questa sperimentazione più larga. Che consiste in che cosa? Che consiste nel provare le nuove procedure. Se andiamo alla slide successiva, ecco che cosa cambia. Cambia che se finora erano previste tutta una serie di visite mediche separate per ciascun tipo di disabilità, ne cito alcuni: invalidità civile, cecità civile, sordità civile, sordocecità civile, condizione di disabilità in età evolutiva e ai fini dell'inclusione lavorativa, condizione di disabilità ai sensi della legge 104, indennità di accompagnamento, presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali, tributari e relativi alla mobilità. Ora, tutti questi processi valutativi vengono ricondotti ad un'unica visita medica che viene effettuata da parte di una commissione dell'INPS. Quindi la richiesta per la valutazione di base che vedete nello schema che viene proiettato segue a un suo percorso, inizia con un certificato medico introduttivo rilasciato da un professionista esperto, il medico certificatore, e poi le prestazioni hanno decorrenza dal mese successivo alla data di trasmissione del certificato medico introduttivo, si chiama così. La valutazione che poi viene fatta dalla commissione, ricevuto appunto il certificato, sì, se può restare sulla slide precedente, grazie, quella prima.
Quella precedente ancora? Sì? Ecco. No, va bene, non fa niente. Comunque, insomma, una volta che l'INPS, le commissioni dell'INPS riceve il certificato, attiva appunto la valutazione di base. E questa valutazione di base, per l'appunto, come dicevo prima, tiene in considerazione sia gli aspetti prettamente sanitari e sia l'aspetto sociale, cioè la relazione tra la persona che ha compromissioni di tipo fisico o psichico e l'ambiente in cui vive o lavora, oltre a tutte quelle che sono le barriere che ostacolano la piena possibilità di gestire la propria vita nei contesti della vita quotidiana. E qui si applica appunto questo modello biopsicosociale, che è l'interpretazione che viene fatta all'interno di quella che è una valutazione di tipo multidimensionale, quindi che prende in esame diverse dimensioni. Avevamo già visto il percorso, quindi, che parte dal certificato, arriva alla commissione valutativa. Sì, quello dello schema. Sì, eccolo qui. Eccolo qua. Quindi allora, se torniamo su questo, vediamo che sembra complicato, ma in realtà dovrebbe essere più semplice. La valutazione di base fatta dall'INPS si conclude con un certificato attestante la condizione di disabilità, oppure non si conclude con un certificato attestante la disabilità. Nel caso in cui venga riconosciuta la condizione di disabilità, ci sono due strade. La prima è quella del trattamento da parte dell'INPS dei dati per le prestazioni economiche. La seconda invece è quella che avviene in ambito territoriale, quindi negli ambiti territoriali sociali che devono diventare i punti unici di accesso delle case di comunità, di cui abbiamo già parlato negli scorsi incontri che abbiamo fatto. È proprio nell'ambito territoriale che viene fatta una valutazione che poi porta alla richiesta del progetto di vita, alla stesura e quindi anche alla destinazione di risorse e del cosiddetto budget che riguarda proprio il progetto di vita delle persone. Quindi diciamo che questa riforma ha un significato anche che da un punto di vista etico è molto nuovo rispetto a quello che era previsto nel passato. Sappiamo che i destinatari sono tutta la popolazione, quindi minori, adulti e persone anziane. Mi interessava dire che per gli anziani ultra settantenni non autosufficienti, che non sono i disabili, perché la non autosufficienza è un'altra situazione, non è quella della disabilità. Comunque per i non autosufficienti che hanno più di 70 anni il percorso specifico è differenziato rispetto agli adulti e agli anziani tra i 65 e i 69 anni, e la valutazione multidimensionale deve avvenire presso i punti unici di accesso delle case della comunità. Diciamo che comunque INPS accoglie tutte le domande a prescindere dall'età, e poi saranno gli uffici a redistribuire i percorsi che queste domande devono fare. Quindi questo decreto legislativo è sicuramente un passo avanti sulla strada della definizione della disabilità e della separazione appunto da questo equivoco di analogia tra disabilità e non autosufficienza, che appunto non c'è. La sperimentazione, che è partita a Trieste dal 1° gennaio, e quindi parliamo di 2 mesi, quasi 3 mesi ormai di sperimentazione attivata, ha messo in luce purtroppo alcuni aspetti piuttosto critici. Il primo è quello di un crollo delle domande rispetto allo stesso periodo preso in esame nell'anno precedente, e quindi bisogna capire come mai ci sono meno domande, cioè quali sono le difficoltà che evidentemente implicano questo tipo di esito, e diverse lacune che riguardano sia la logistica degli ambulatori dove vengono fatte le valutazioni, sia il reperimento degli operatori addetti appunto alle commissioni, oltre a un funzionamento piuttosto incerto nei primi tempi per quanto riguarda i sistemi informatici che servono per la trasmissione di tutti i dati poi all'INPS. Questa nuova procedura, che ha introdotto anche l'obbligo della firma digitale e un processo di trasmissione telematica del certificato,
e quindi ulteriori aspetti di tipo amministrativo, ha aumentato molto il carico burocratico dei medici. Si stima che per la compilazione di un certificato ci vogliano circa 50 minuti e quindi anche per i medici di medicina generale ci sono state delle difficoltà. In questo periodo quindi si sono manifestati tanti problemi, va detto però che la CGIL ha sempre posto massima attenzione in termini sia di formazione dei propri operatori dei patronati e anche dello SPI, e si è confrontata con le istituzioni e ha dato molte informazioni ai cittadini che ovviamente vengono a chiedere informazioni. E anche i medici convenzionati INCA hanno aiutato le persone perché molte persone avevano un medico che non era ancora pronto, non era ancora formato, non aveva ancora quello che gli serviva per poter fare questi certificati. Quindi, a fronte di questa situazione che ha fatto subire un grave rallentamento, parliamo di persone che sono in attesa di ricevere anche delle risposte ai propri bisogni, la CGIL di Trieste ha chiesto un incontro al prefetto di Trieste con l'obiettivo di creare una cabina di regia di tutte quelle che sono le amministrazioni coinvolte, comuni e INPS compresi, perché possano confrontarsi e cercare di rimuovere problemi e ingiustizie sociali. Va anche detto che c'è un problema che riguarda il costo dei certificati medici introduttivi, perché dai 60 euro che era il costo di un certificato per una richiesta di invalidità siamo passati a una media di circa 200 euro di costo, e questo per molte persone che hanno redditi molto, molto bassi, insomma, è sicuramente un problema. Rimane centrale quindi il ruolo dei patronati. I patronati INCA sono a disposizione di tutto il pubblico, delle persone che vogliono farsi anche aiutare in questa fase, perché non viene trasmesso solamente il certificato medico da parte del medico appunto all'INPS, ma devono essere trasmessi anche si chiamano i dati socio-economici, e per far questo le persone hanno bisogno di avere una mano, ecco, trovano una mano competente e anche disponibile proprio presso gli sportelli dei patronati. Siccome il percorso relativo alla disabilità abbraccia tanti aspetti, perché andiamo dal riconoscimento dell'invalidità civile sia economico che sanitario ad altre attestazioni di bisogno, quindi per accedere a molti servizi c'è bisogno di avere qualcuno che produca l'assistenza necessaria. Ecco, anche questa materia, se passiamo sull'ultima diapositiva, assieme a quelli che sono stati i servizi illustrati da Giacomini, fanno parte dei numerosi servizi che eroghiamo nelle nostre sedi dello SPI CGIL nella regione Friuli Venezia Giulia, fanno parte di un aspetto sociosanitario allargato. La CGIL regionale ha indetto una grande manifestazione a difesa della sanità pubblica e quindi di tutti questi aspetti, che poi sono tutti aspetti che fanno salute. Il 4 aprile ci sarà una manifestazione con corteo regionale a Trieste e si trovano i dettagli nei diversi banchetti che abbiamo predisposto sul territorio, le assemblee pubbliche. Comunque tutti i cittadini e le cittadine sono invitati a partecipare a questo momento di espressione di grande democrazia e di tutela dei propri diritti. Bene, siamo in chiusura, quindi io ringrazio Daniela Bais e Natalino Giacomini, entrambi della segreteria regionale dello SPI CGIL FVG, e vi do appuntamento alla prossima puntata. Vi ricordo che il 4 aprile c'è questa importante manifestazione. Arrivederci. Grazie.